Aiutami a costruire un nuovo mondo, un mondo nel quale io non mi confondo, un mondo dove nessuno viene prima di un altro. Aiutami a scoprire chi vive al mio fianco, aiutami a non cadere nell'indifferenza, sostieni la mia libertà e la mia coscienza, la libertà di conoscere un nuovo pensiero, a non distinguere il bianco dal grigio. Eccoci ritornati in diretta radiofonica, siamo sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, sono le 10:05 prima, dopo lo spazio pubblicitario inizia la rubrica della forza dell'amore. Innanzitutto salutiamo Rosanna, la ringraziamo di cuore, ci siamo collegati con l'osteopata, il dottor Francesco Rapetti, abbiamo già avuto modo di avere una chiacchierata una quindicina e più di giorni fa, abbondanti, e questa volta l'argomento che tratterà sarà lotta all'infiammazione cronica. Argomento molto interessante perché bisogna fare attenzione che se riusciamo a fare un po' di retromarcia prima, dico io, sicuramente alcune cosine magari potremmo non averle. Allora, innanzitutto, vediamo. Francesco, ci sei? Sì, buongiorno Luciano, buongiorno Rosanna e buongiorno ai radioascoltatori. Però no, in effetti un attimo perché mi arrivi bassissimo. Vediamo. Riprova. Sì, stavo Eccola adesso, ok. Rosanna, che ringrazio, e tutti i radioascoltatori di Radio Gamma 5. Sì, i livelli non sono proprio perfetti, però erano buoni, dai. Allora, l'argomento che tratterai è questa lotta all'infiammazione cronica. Sì, è un tema, insomma, che viene sempre più fuori finalmente, fa parte della prevenzione, del sapere che cos'è l'infiammazione cronica, come si presenta, come è possibile combatterla, fa parte del piano non della medicina della malattia, ma della medicina della salute. Nuovi concetti che dobbiamo abituarci ad ascoltare, ad approfondire, saperne di più, perché come ripetiamo ormai come un mantra, dobbiamo mettere in discussione le cose che sentiamo, perché poi le dobbiamo fare nostre, le dobbiamo approfondire e sviluppare quel senso critico che è determinante per fare poi le scelte consapevoli del nostro bene. E quindi l'infiammazione cronica è uno di quei temi che ci consente di poterci muovere per avere una qualità della salute, quindi una medicina della salute più vicina a quel che è il benessere dell'essere umano sostanzialmente. Cerchiamo di gestire la nostra macchina in un modo tale da non far sì che essa non si debba rompere o che si rompa il più tardi possibile, e quindi fare la corretta manutenzione. Ecco, perdonami questa metafora, magari ci capiamo meglio. Per cui l'infiammazione cronica silente è un'infiammazione che si produce sin dal grembo materno, possiamo dire, da quando appunto lo stile di vita modifica le condizioni della nostra omeostasi, ossia quell'equilibrio dinamico che risponde agli stressor della vita, no? Che abbiamo tutti i giorni, sì. Che il corpo comunque in qualche maniera tende un po' a modulare con una serie di risposte naturali per far sì che questo range non patologico possa rimanere in una condizione tale da poter esprimere al meglio
quelle che devono essere le condizioni fisiologiche per far sì che il nostro corpo possa produrre energia, vivere nel benessere. Quando diciamo, queste risposte naturali non sono sufficienti, si entra in una sorta di sindrome di adattamento. Che cos'è questa sindrome di adattamento? Praticamente Salley, che è un medico biochimico, è stato un medico biochimico, è stato riconosciuto come il padre dello stress, già nel 1936 descrisse questa sindrome generale di adattamento, che non è altro che la risposta biologica, no? Che noi che dà il corpo, sì, che l'organismo, insomma, in qualsiasi richiesta di cambiamento o agente nocivo interviene e cerca di riportare quell'equilibrio dinamico, quella omeostasi migliore nelle condizioni, nel range giusto. Quindi questa sindrome praticamente, in poche parole, si distribuisce in 3 fasi. C'è una fase iniziale che è l'allarme, poi c'è la resistenza e infine purtroppo c'è l'esaurimento di questa fase di adattamento. Le prime 2 fasi sono l'allarme e la resistenza, sono ben individuate nelle infiammazioni acute, quella improvvisa, cioè quella che noi riconosciamo immediatamente. Perché? Perché ci sono i classici segnali dell'infiammazione acuta, come succede per esempio se tu tagli la tua pelle, no? Ti fai una ferita, oppure una distorsione, una banale distorsione, giocando, camminando, scendendo le scale, una tonsillite, una faringite da batteri, da streptococco, che sono punture di insetti, ustioni, sono immediate. Le bronchiti, no? Quelle che insomma le influenze che noi abbiamo periodicamente, insomma, nel corso dell'anno. Bene, nell'infiammazione acuta improvvisa il soggetto che cosa fa? Percepisce immediatamente la malattia, giusto? Perché certo vengono sì. fuori certi segnali, i segni cardinali di Celso si chiamano, cioè questi segnali vengono fuori perché si sviluppano rapidamente i sintomi nel giro di ore, di giorni, quindi viene fuori che cosa? Il rossore, il calore, il gonfiore, il dolore, insomma chi tratta la medicina conosce bene questi segnali di infiammazione, no? Persino la funzionalità, cioè la perdita della funzionalità. Questi sono i segnali che arrivano nell'infiammazione acuta improvvisa e che il soggetto, chiunque di noi, può riconoscere, giustamente. Quindi grazie a questi segnali d'allarme ben percepiti il soggetto può mettere in atto una serie di azioni volontarie, no? Che puntano insomma, a migliorare il quadro clinico verso la guarigione, una risoluzione positiva, insomma. Sì. Quali sono questi elementi quando io ho un problema che lo individuo e si palesa come malattia? Il riposo, un certo tipo di alimentazione, no? Cioè le cose del buon padre di famiglia, sostanzialmente noi ci muoviamo così, la tutela della parte, se mi sono fatto male, no? Perché una distorsione cerco di tenerla a riposo. Poi ci possono essere trattamenti naturali, uno tra tutti, è il campo che mi riguarda più da vicino, che è l'osteopatia, il farmaco, che può essere sia naturale, come per la fitoterapia, che quelli chimici classici, no? Sì. Omeopatici poi oppure infine certo. la chirurgia, che parliamo di qualcosa di più forte, più importante. Tutto questo appartiene, diciamo, non in maniera esclusiva, ma appartiene anche alla fase acuta dell'infiammazione, no? In poche parole, se mettiamo in atto tutta questa serie di risposte naturali, parliamo dello stile di vita. Io sto introducendo tutta una serie, diciamo, di concetti che fanno parte, sono gli ingredienti di una stessa torta per fare prevenzione, per cui noi cerchiamo di riconoscere sia l'infiammazione acuta, perché noi tutti la riconosciamo, poi passiamo alle dolentinose con la fase cronica silente, perché lì si innesca gradualmente, subito la mente e non la riconosciamo. Per cui la fase acuta sì, e la possiamo gestire grazie a tutta al riconoscimento del fatto che la nostra condizione sta attraversando un momento di malattia e quindi mettiamo in atto tutto quello che sappiamo.
e tra questi, uno fra tutti, è sicuramente lo stile di vita, che fa parte dell'epigenetica. Allora, lo stile di vita è determinante per modificare un po' l'andamento della nostra vita, della nostra qualità. Se non vogliamo avere una vita fatta, lunga vita e malaticcia, come diceva qualcuno, e che ci vede un po' come un bancomat per poter insomma, in qualche maniera intervenire sempre con un farmaco, quindi cronicizzare lentamente, gradualmente ed essere dipendenti da questo o da quell'altro elemento. Invece dobbiamo riconoscere bene come sono le nostre condizioni per rimanere in salute, non in accomodamento. Quindi l'epigenetica, che cos'è l'epigenetica? È quella scienza che studia lo stile di vita e l'ambiente, perché tramite lo stile di vita e l'ambiente noi influenziamo l'espressione dei geni, senza modificare però il DNA. Cioè, funzionano come un interruttore molecolare, che attiva o spegne i geni risposta a che cosa? Al tipo di dieta che facciamo, allo stress, all'attività fisica, all'inquinamento, quindi rendendo i cambiamenti reversibili. Le emozioni. Quindi, insomma, tutto questo in una condizione di infiammazione acuta immediata in cui percepiamo il pericolo. Però adesso arriviamo alle dolenti note. Ma quando il pericolo non lo percepiamo, perché i sintomi magari sono troppo blandi, oppure non li riconosciamo perché non siamo allenati ad ascoltare il nostro corpo, oppure giustifichiamo certi sintomi come normale evoluzione della nostra età. Quello è male. Esempio, no? La Certo. stanchezza. Vabbè, ne parliamo in maniera più approfondita, però che cosa accade quando c'è l'esaurimento della sindrome di adattamento, cioè il terzo step che diceva Stanley? Primo avevamo detto che era la fase in cui c'è l'allarme, c'è qualcosa che non va, poi c'è la resistenza a questo allarme, quindi mettiamo in atto tutta una serie di processi, dopodiché però non riusciamo a rientrare più nel nostro equilibrio, nella nostra omeostasi, la condizione migliore per la salute, e arriviamo a una sorta di esaurimento di questo adattamento. Ok, quindi ricapitolando tutto questo, arriviamo all'esaurimento della sindrome di adattamento, che si palesa con la patologia, con il percepire meglio. È importante che si percepisca quando riusciamo a percepire. Con la sindrome, con l'infiammazione cronica silente, purtroppo molto spesso, per quello che abbiamo detto prima, cioè sintomi troppo blandi oppure non riconosciamo il sintomo, lasciamo correre la cosa lentamente, ripeto, ci si infiamma sin dal grembo materno se il nostro stile di vita non è corretto, se non è corretto quello della mamma, se non è corretto dal punto di vista emotivo, dal punto di vista alimentare, dal punto di vista del movimento, per cui già quello condiziona in qualche maniera già il feto in una sorta di infiammazione lenta. Bene, e quindi ritorniamo per un attimo alla questione dell'infiammazione cronica silente. Quindi, non so se ci sono delle domande che mi devi fare, Luciano. Diciamo che come noi tendiamo a volte, diciamo, a chi osserva troppo la TV seguire quello che gli spot pubblicitari. Quindi di conseguenza, ritornando al discorso, quando c'è una piccola influenza, si va immediatamente a cercare la pastiglietta, non si va mai a cercare di eliminare la causa. Noi andiamo direttamente ad aggiustare il prima possibile per ritornare in sesto, però a lungo andare non ci rendiamo conto che stiamo facendo un errore, che noi vogliamo eliminare immediatamente il malessere, e senza cercare poi di eliminare la causa di questo malessere, a prescindere se è un incidente. Non so se... Esattamente, perché allora diciamo che la questione del sintomo e della causa riguarda tanto la questione dell'infiammazione acuta, ma maggiormente quello dell'infiammazione cronica silente,
perché molto spesso arriviamo che abbiamo già il sintomo, la patologia in corso, la malattia in corso, e molte volte non ci rendiamo conto che non dobbiamo spegnere solo il sintomo, ma dobbiamo effettivamente risolvere la causa per far sì che questo sintomo non si riaffacci sistematicamente, quindi entriamo in una sorta di condizione cronica, no? Per cui è una medicina molto spesso sintomatologica che va a curare il sintomo ma non la malattia, ma non la patologia, e quindi questo è un altro concetto fondamentale per far sì che questa situazione, questo cortocircuito avvenga e quindi si incomincia a pensare alla prevenzione. Dobbiamo riconoscere quali sono le condizioni di malessere silente, lento, subdolo, che è il sottofondo, che molto spesso noi lo scambiamo per un invecchiamento naturale, normale. Non è così. Per cui, per ritornare alla questione della patologia, quando si trasforma e diventa quella parte cronica, finalmente purtroppo diventa palese, e solo allora noi interveniamo, ma ormai il danno è fatto, e quindi come possiamo riconoscere gli elementi, le condizioni che stanno accadendo senza che venga esplosa la patologia? Allora, uno tra tutti, per esempio, parlavamo prima della stanchezza. Molto spesso se insomma ti senti stanco, dici vabbè, ormai ho un'età, prima quando ero ragazzo facevo questo e quest'altro, adesso dopo un po' mi stanco. Non è la questione dell'età, è che ci stiamo intossicando gradualmente e quindi noi riusciamo a produrre mancanza più di energia. No, dicevo la mancanza di energia. Esattamente, è un sintomo che noi dobbiamo riconoscere come un problema di un'infiammazione che è in corso, che è cronica perché ci vuole tanto tempo affinché si crei poi il danno, silente perché non la riconosciamo, per quello si chiama infiammazione cronica silente, e un elemento di questi è proprio l'astenia, cioè la stanchezza profonda, una stanchezza persistente che non migliora con il riposo, cioè non è la solita stanchezza, sono andato a fare una partita di calcio, faccio per dire, e quindi mi sono stancato, ho bisogno di riposare, riposo, dormo, dopodiché un giorno dopo, 2 giorni dopo è scomparso tutto. No, è quella cronica, quella che è sempre presente, anche quando vado a dormire. Quindi questo è uno dei sintomi principali, spesso trascurati, dell'infiammazione cronica silente. I punti chiave che collegano l'astenia a questa condizione quali sono? Il segnale d'allarme dell'infiammazione cronica silente è una risposta immunitaria di basso livello, che persiste nel tempo senza sintomi acuti evidenti come febbre o dolore acuto, che può avvenire per esempio nell'infiammazione quella acuta, no? Nella cronica silente questi elementi spesso non ci sono. Sì, possono essere sopportati oppure. Scusami? Dicevo pure, sono talmente piccoli che vengono sopportati, non ci si fa caso, ecco. Esattamente, noi non le riconosciamo perché non siamo abituati ad ascoltare il nostro corpo. Noi dobbiamo invece avere l'orecchio ben teso per capire se siamo in una condizione energica oppure no. L'astenia è spesso il modo, insomma, in cui il corpo segnala uno squilibrio metabolico e immunitario, per cui la stanchezza è veramente un campanello d'allarme che noi dobbiamo tenere in considerazione. Non dobbiamo aspettare il dolore o che si palesi qualche altro tipo di sintomo più evidente che noi riconosciamo come patologia, come malattia. L'astenia sta creando il terreno. Il meccanismo fisiologico dell'astenia poi è l'alterazione proprio della produzione di energia a livello cellulare, quindi coinvolge i mitocondri, provoca una sorta di disregolazione del sistema nervoso centrale e immunitario, portando a stanchezza cronica. Questo è poi il meccanismo fisiologico, va bene? Che poi, a differenza della stanchezza comune, ripeto, non passa dormendo, ma si accompagna spesso anche a difficoltà di concentrazione,
a dolori muscolari, quindi ci sono degli elementi che noi dobbiamo riconoscere. È chiaro che se abbiamo fatto una giornata particolarmente faticosa, ci sta pure che ho la stanchezza, ma questa non deve accadere, non la devo percepire tutti i santi giorni, anche quando mi riposo, anche quando dormo. Il mio sonno com'è? È di qualità, non è di qualità, mi sveglio continuamente, mi giro ogni volta nel letto, sento le tensioni continue. Ecco, questi sono i campanelli d'allarme, va bene? Quindi possiamo intendere la patologia derivante da infiammazioni cronica silente come un lento insinuarsi di squilibri che favoriscono un particolare stato del nostro terreno biologico. E che un terreno biologico in queste condizioni è particolarmente ospitale, idoneo, diciamo così, per lo sviluppo di che cosa? Di virus, di batteri, di funghi, di prioni. Prioni sono quegli agenti negativi che causano malattie importanti neurodegenerative, Anche oppure perché patologie degenerative, tumori. Ecco, quando apre la porta, c'è poco da fare. E così si instaurano tutti questi elementi che poi ci portano ovviamente ad avere, come dire, problemi importanti che sembrano improvvisi, ma che d'improvviso non hanno proprio nulla. Si sono costruiti lentamente nel tempo, e la colpa è nostra che non siamo riusciti a riconoscere, o chi non ha riconosciuto in questi sintomi un altro tipo di pericolo, va bene? Ecco che è Quindi importante. La patologia nasce. Scusami, no, dicevo, è importante una rieducazione alle persone a riscoprire e a ricapire determinate cose. Invece, chi guarda sovente la TV, cos'è che si ritrova? Si ritrova che c'ha un mal di gola, c'è la pastiglietta, c'ha il bruciore allo stomaco, c'ha il prodotto, c'ha il calo di energia, c'è l'integratore per questo, per quello e via di seguito. È lì a portata di mano tutta quella roba lì, e non va a capire che invece effettivamente deve prendersi lui in mano le redini della propria esistenza, non si deve appoggiare agli altri. E quindi essere rieducato, e lì bisognerebbe ripartire dai bambini, ma la vedo alquanto. Luciano, il punto è proprio quello. Noi siamo diventati un bancomat, Sì. Cioè si parla solamente di risolvere il sintomo del momento, ma non di metterti nelle condizioni di non avere più il sintomo. Per cui non si parla mai di attività motoria, non si parla mai di alimentazione, cioè la nostra, come dire, piramide alimentare è vecchia di decenni, cioè ci portano ancora come dire, a trasferirci delle informazioni che, secondo non solo il mio modestissimo parere, sono l'ultima ruota del carro, ma sono ormai di studi pubblicati abbondantemente, dove ci spiegano che il modo che abbiamo noi di alimentarci non è proprio quello che fa bene alla nostra salute, è quello che inquina poi le nostre cellule, perché non riescono a scambiare con l'ambiente esterno, cioè la famosa matrice extracellulare che è in connessione, in contatto con i nostri 40.000 miliardi di cellule che vivono in questo mare magnum che è la matrice extracellulare, che è deputata proprio al trasferimento dei nutrienti e al portare via quelle che sono le scorie acide, per lo più del metabolismo, per cui quando questa autostrada si intasa si crea appunto questo problema. E infatti la patologia nasce nell'ambiente esterno alla cellula, quando la cellula non riesce più ad approvvigionarsi e non riesce più a mandare via gli scarti di questa attività che fa, che quella principale è quella di produrre energia. Quindi la matrice extracellulare ha questo tipo di funzione. Nel tempo il pH della matrice si modifica e diventa più acido. Da essere leggermente alcalosi, no? In un ambiente sempre più acido rende la parte
la sostanza fondamentale di questa matrice cellulare, così si chiama, di questa matrice extracellulare, diventa sempre da gelatinosa sempre più densa e quindi mette nelle condizioni questa autostrada di far lavorare male quegli enzimi che sono deputati al trasferimento di quello che serve all'interno della cellula e a mandare via, a portare via con difficoltà quello che la cellula poi deve scartare. E quindi diventa un ambiente sempre tossico, sempre più tossico, che crea le basi a che cosa? A tutti quegli elementi che abbiamo citato prima, i virus, i batteri, i funghi, le patologie degenerative, i tumori, le infiammazioni croniche, e così via. Anche perché la cellula deve vivere e quindi di conseguenza se non gli arriva per esempio l'ossigeno trova qualche altro sistema, se non gli arriva un alimento giusto trova altri alimenti che sappiamo benissimo che quelli sono dannosissimi per le nostre cellule. Esattamente, infatti hai toccato uno dei temi centrali che è l'ipossia. Per esempio c'è un corso che mi vede anche, come dire, in qualche maniera nell'organizzazione, è rivolto sicuramente ai medici, che adesso faccio quello sarebbe un esame che dovrebbero fare i medici di base il prima possibile a sì, tutti. Ma di più, cioè praticamente la microscopia, no? Da una goccia di sangue è possibile vedere la condizione tra le tante cose, anche dei globuli rossi, non dal punto di vista del numero, ma dal punto di vista in sangue vivo, intendo come stanno in quel momento, cioè se sono liberi, se sono impilati, se sono aggregati, se c'è sangue ematico, se c'è disidratazione. E quindi questa condizione ti fa già capire che se i globuli rossi non si possono muovere come vogliono, si crea ipossia, che è uno degli elementi che crea poi l'acidosi. Allora, siccome l'ipossia, quando tu fai il test del globulo rosso, per esempio, lo possono fare anche le persone, diciamo, che non hanno necessariamente una base scientifica, una cultura medico-scientifica di base, ma possono vedere se seguono un determinato percorso di formazione, se ci sono queste bandiere rosse, dopodiché, diventando sentinelle, chiamiamole così, della salute, va bene, dopodiché possono andare dal loro medico o dal microscopista esperto, insomma, della materia, e possono chiedere conferma o meno di quel test che si sono fatti a casa. Cioè, io con un microscopio a casa, con un pungidito, mi prendo una goccia di sangue, la metto lì sul vetrino e riesco a capire se quei globuli rossi sono impilati o sono liberi. Se vedo che c'è qualcosa che non va, chiamo il mio medico e dico: senti, mi ripeti questo esame per favore, mi dici se quello che ho visto è vero. Quindi è un vantaggio importantissimo questo, che ognuno di noi può avere a casa nostra, a casa propria. È un po' come misurarsi la temperatura corporea, un po' come misurarsi la pressione. Sì. E quindi, siccome come dire, i globuli rossi impilati è una condizione ancora asintomatica, non ti dà il sintomo, tu hai un'arma meravigliosa dove puoi anticipare una possibile condizione di patologia che si sta creando. Quindi un vantaggio estremo prima di arrivare poi a creare il problema. E quindi sono tutti quegli atti di prevenzione che ognuno di noi dovrebbe fare, imparare a fare, e quindi questo è un modo costruttivo, secondo me, per poter dialogare con il proprio medico e cercare di difendere la propria salute, avendone cura, sapendo cosa si può fare, cosa si deve fare. Perché una delle cause dell'acidosi, della matrice, è proprio l'ipossia, insieme poi all'eccessiva ossidazione, alle infezioni, allo stress emotivo, allo stress meccanico, alla carenza di omega 3. E quello dovrebbe essere un protocollo che dovrebbero mettere i medici di base quando il paziente va lì, cioè predare, guardare al microscopio, perché ci vorrà un paio di minuti neanche, e già si fa un quadro del soggetto che ha davanti il medico di base, a volte. Assolutamente sì. Uno dovrebbe arrivare preparato. Quando noi parlavamo prima, Luciano, di quella che è
prendere coscienza, Sì. no? Innanzitutto capire, ecco, adesso oggi stiamo facendo una chiacchierata su che cos'è la stanchezza. La stanchezza è una cosa fisiologica oppure è qualcosa che si deve necessariamente, con la quale bisogna convivere, oppure può essere un segnale d'allarme. Ecco, stiamo già capendo che la stanchezza cronica, ripeto, non quella immediata dopo una partita, che non va bene, dopo O dopo un lavoro che uno, fisico, diciamo, ha mangato un pezzo di terra, ecco, quella. una dormita, ecco, quella cronica che invece che non si risolve con una bella dormita, quello è un sintomo importante da prendere in considerazione e cercare di curare prima che quella condizione ci porti poi ad avere il problema vero e proprio. Per cui lì c'è la responsabilità personale. Adesso lo sappiamo. Quindi la stanchezza, la stenia cronica è alla base di patologie che si stanno costruendo nel nostro organismo. Per cui, visto che lo sappiamo, dobbiamo adesso muoverci. Ecco lì dove ci sta il senso critico e poi la scelta consapevole. Adesso ci siamo, abbiamo collegato tutto. Devo sapere, ragionarci su, informarmi, vedere se è vero o non è vero, se mi devono vendere per forza qualcosa oppure è una notizia che è giusto che io prenda in considerazione perché mi aiuta a difendermi e avere una qualità della salute finalmente. Certo. E quindi dopo faccio un consapevole. Che faccio? Me la faccio o non me la faccio la microscopia? Beh, certo che me la faccio, perché è un'altra immagine che posso avere personalmente e quindi la posso sicuramente utilizzare per me, per i miei cari. Dopodiché a chi mi devo rivolgere? Mi devo rivolgere al medico esperto che mi possa analizzare questo ulteriore dato. Perché hai fatto la microscopia? Perché voglio vedere come stanno i miei globuli rossi, se tutto funziona per bene, voglio capire com'è la mia condizione di ossidazione. Ci sono veramente una batteria di esami meravigliosi che possono essere utilizzati per fare una ricerca più approfondita per capire com'è la condizione del nostro organismo. Per esempio, ho assistito a un convegno dove tra i relatori c'erano un cardiologo, il dottor Fusco, e c'era un clinico, il dottor Spina, Michele Spina, e loro hanno praticamente hanno messo su una sorta di percorso di esami, no? Per capire meglio com'è la condizione di quello che può essere un rischio cardiometabolico, va bene, con tutta una serie di esami, che però non riguardano secondo me solamente il cuore, riguardano poi tutto il nostro metabolismo, tutto il nostro sistema, come vanno. E quindi cosa vanno a cercare loro? Praticamente vanno a vedere le frazioni dell'LDL, cioè qua si parla non di iperlipidemia, perché di solito si grida in questo modo verso l'LDL, ci sono certi parametri, ma stiamo andando avanti adesso, si parla di dislipidemia, cioè quando praticamente la porzione di grassi, quelli che realmente fanno male, parliamo delle frazioni small e dense, piccole e dense di LDL. Quindi andiamo a cercare poi la lipidomica di membrana, questo è un altro esame importante, cioè sulle membrane degli eritrociti, cioè dei globuli rossi maturi, si cerca di capire la percentuale di omega 6 e omega 3, questi grassi polinsaturi essenziali che purtroppo noi non produciamo, dobbiamo acquisire in maniera dall'alimentazione, no? E quindi ci deve essere un rapporto preciso di omega 6 e omega 3, perché sono gli elementi che poi accendono l'infiammazione, che è giusto che ci sia, attivano il sistema immunitario quando c'è un'aggressione esterna nel nostro corpo, però poi ci devono essere gli omega 3 che la spengono nel momento in cui si è risolta l'emergenza, e quindi c'è la fase di ricostruzione e di risoluzione. Ci deve essere quindi un corretto rapporto di omega 6 e di omega 3 all'interno del nostro corpo, quindi non prendiamo
omega 3, quanti ne devo prendere? Ecco che entriamo nella integrazione di precisione, quindi non entriamo più nel circolo vizioso del mercato che ci propone gli omega 3, ci propone la vitamina C, ci propone gli antiossidanti, benissimo, ma noi dobbiamo fare una fotografia più precisa, perché il mio sistema, caro Luciano, è diverso dal tuo, è sì, diverso da ogni radioascoltatore, certo. per cui dobbiamo fare prima una fotografia e poi andiamo a fare, se è il caso, un'integrazione di precisione. Ecco, questi sono esami che secondo me sono all'avanguardia, quindi la lipidomica di membrana è uno di quegli esami, così come il Viron test, un altro esame che ci mette in evidenza la condizione di ossidazione del nostro organismo e quindi capire se produciamo, quanti antiossidanti abbiamo nel nostro interno, se sono sufficienti rispetto alla produzione di ossidazione che abbiamo per via del nostro metabolismo. Sì, e anche del nostro grado di stress e di tantissime cose che vanno poi a influire su quello. Quindi. Perfetto. E poi ci sono altri tipi di esami, quindi hanno messo insieme una serie di esami che secondo me sono alla base per limitare i danni dell'infiammazione cronica silente. Queste cose dovrebbero essere più diffuse, più conosciute, perché secondo me sono alla base proprio di dove noi riconosciamo il sintomo per cercare di aggredirlo prima che si crei la malattia. È vero. L'azione è di attacco, di anticipare e non di attesa. Ho mal di testa, mi prendo la pillola, ho il reflusso gastroesofageo, mi prendo l'inibitore della pompa protonica. Cioè non va bene questo approccio, va bene in una fase acuta, ma noi nella fase cronica non li possiamo assolutamente condividere questi elementi, anche perché ormai ci sono studi pubblicati su delle riviste di settore dove si spiegano bene che per esempio gli inibitori della pompa protonica utilizzati nella fase cronica comportano una serie di rischi importantissimi a livello pancreatico, a livello esofageo, a livello di demenza, per quanto concerne l'assimilazione e avere del calcio e quindi l'osteoporosi, per quanto riguarda l'asma. Cioè ci sono ormai degli studi, delle meta-analisi, che stiamo parlando di raccolte di studi su centinaia di migliaia di persone per anni, che hanno dimostrato gli effetti collaterali terribili di un utilizzo di alcuni farmaci nel periodo, con un approccio cronico, va bene? Per cui bisogna andare a debellare, non dobbiamo essere, vivere come il farmaco, dobbiamo metterci già in una condizione di non arrivare a quella situazione di cronicità. Vedi. Questo è un po' il concetto di base che bisogna trasferire. È lì che proprio c'è da lavorare, riuscire a riportare le persone a comprendere che devono autogestirsi. Abbiamo delegato anche troppo, abbiamo delegato ormai dappertutto, in politica, nella scuola, in quello e anche nella medicina. Ovvio che lì si è creata un'elite non indifferente per quanto concerne, però in primi sono io che sono responsabile della mia salute. Io so benissimo che i cibi di adesso sono stati depauperati di determinate quantità e qualità di sostanze e nutrienti per noi. Ci hanno indirizzato a prendere degli scaffali prodotti che più stiamo alla larga meglio sarebbe, però va da sé che per forza di cose ci sono là. Io ho avuto modo di vedere, per dire, salto un pochino di palo in frasca, ma per dire, un bambino piccolino va alla cassa di un supermercato, a portata di mano di un bambino alto all'incirca neanche 70 centimetri, c'è una sfilza di ovetti di varie marche, e il bambino cos'è che fa? Li prende e li mette in saccoccia e la mamma poi li prende.
perché sennò apriti o cielo. Ecco, ho fatto questo piccolo per dire, quello che dobbiamo riuscire è rieducare soprattutto i bambini a questo tipo di Ma guarda, consapevolezza. tu come sempre hai il dono della capacità della sintesi e metti in evidenza immediatamente quelli che sono i problemi facendo le connessioni giuste del mercato, facendo le connessioni giuste con la nostra salute. Nei mercati, nei supermercati, ovviamente ad altezza bambino vengono fuori tutte quelle che sono come dire, le merendine, lì dove trovi gli zuccheri raffinati, dove trovi come dire, tutti quegli elementi che ti producono serotonina, ti producono relax, piacere, però hanno dei danni, producono dei danni clamorosi a lungo termine, quindi sempre, ecco perché dicevamo prima ci si avvelena già dal grembo materno, no? Cioè, adesso si è confusi sostanzialmente, quindi mi piace citare il dottor Andrea Grieco, un neurologo, che insomma anche lui molto esperto di metabolismo e parlava di come è vecchia la piramide alimentare, dove ancora si parla del 60% della necessità di avere i carboidrati, no? Mentre lui diceva, si è giocati su come dire, un falso ideologico dove si dice che i carboidrati presiedono ad alcune funzioni, si è passati, e questo presiedere ad alcune funzioni è sufficiente al 5% nella nostra alimentazione, si è passati a una necessaria presenza del 60% di carboidrati. Dice tra il 5% e il 60% in mezzo c'è la patologia. Sì. Perché quando noi produciamo energia ATP nelle nostre cellule, lo possiamo fare con 3 tipi di carburanti diversi. Possono essere gli zuccheri, quindi dai carboidrati, con le proteine, con i grassi. Le beta-ossidazioni che vengono dalle proteine e dai grassi non producono gli stessi quantitativi velenosi che produce invece il glucosio quando deve essere, come dire, utilizzato per produrre ATP, a prescindere che ne produce di meno di energia rispetto ai grassi. Il glucosio, una molecola di glucosio produce 32 molecole di ATP, a differenza di quella dei grassi che ne produce oltre 100. Per cui anche sul piano energetico è meno conveniente utilizzare lo zucchero. Ma detto questo, purtroppo la trasformazione di energia che proviene dagli zuccheri ci produce la glicazione, cioè una reazione chimica spontanea del metabolismo dei glucidi, quindi nella trasformazione di glucosio, in cui gli zuccheri, specialmente se in eccesso, si legano a proteine e lipidi, formando composti chimici che sono chiamati AGEs, cioè Advanced Glycation and Production, ossia i prodotti finali della glicazione avanzata. Non che non lo si produca anche con i grassi, ma in percentuali nettamente diverse, Sì. molto più basse con i grassi e le proteine. Gli zuccheri invece producono questo danno clamoroso e quindi gli AGEs, cioè questo legame con le proteine e i lipidi di questi scarti, accelerano l'invecchiamento cellulare, riducono l'elasticità della pelle, quindi le rughe, i cedimenti che noi abbiamo, alterano la struttura e la funzione delle proteine, come il collagene, l'elastina, tutti elementi che stanno nella matrice extracellulare, quindi degenerative, l'Alzheimer, il diabete, con la sua emoglobina glicata, insomma, tutto questo utilizzo di zuccheri che noi ce lo ritroviamo nelle merendine. Io sono anche un insegnante, insegno in una scuola pubblica e nelle macchinette che abbiamo a scuola ci sono solamente zuccheri, esclusivamente zuccheri. Ecco perché ci ammaliamo gradualmente, piano piano, non c'è la febbre, non c'è un dolore immediato, c'è una lenta infiammazione cronica, quindi silente, fino a che poi non si arriva
alla diabesità, cioè al diabete, all'obesità, alle patologie degenerative. Quindi è questo il percorso. Questa educazione, tra l'altro, avviene nel corpo in maniera endogena, è introdotta con il cibo in maniera esogena. Alimenti cotti, per esempio, ad alte temperature, fritti, grigliati, poi producono questo tipo di condizione. Bisognerebbe parlare di queste cose nella scuola, bisognerebbe avere le macchinette di altro tipo di prodotti, per cui secondo me stiamo continuando a sbagliare strada, E come? c'è un motivo Certo, per sì. cui non ha senso avere tutti questi malati, ma perché dobbiamo vivere in malattia continua? Ma perché non possiamo provare a fare una come dire, una medicina della salute? Perché non parliamo di attività motoria? Perché se ne parla così poco come prevenzione nei nostri telegiornali? Ma perché? Perché dobbiamo parlare sempre di cose negative che accadono e mai di qualcosa di propositivo che può far bene? Per cambiare il modo di pensare, vi di seguito, caro Francesco, hai centrato in grandissima. C'è solo una piccola considerazione. Per qual motivo secondo te hanno abbassato i valori di colesterolo, di glicemia e quant'altro? Perché dall'oggi al domani si sono ritrovati una miriade di nuovi malati e questo ha ingrassato i soliti noti. Ma anche lì, per esempio, si parla di colesterolo, ma non funziona proprio così. Non è il colesterolo in sé, anzi hanno notato che le persone che tendevano ad avere problematiche cardiocircolatorie erano quelle che il problema erano le frazioni di LDL piccole e dense, sono quelle che creano l'infiammazione, che chiamano i macrofagi, quindi innescano l'attivazione del sistema immunitario, arrivano i macrofagi, inglobano, creano quelle cellule schiumose all'interno della parete dell'endotelio e producono gli ateroma. Per cui bisogna capire bene anche questa questione dell'LDL, del colesterolo, dei parametri che non è solamente il colesterolo, sono anche i fattori di rischio. Soprattutto poi Quindi, voglio dire, è più ampia la cosa, solo che si focalizza l'attenzione su alcuni elementi perché poi cosa subentra? Subentra, adesso attiviamo, ti prescrivo il farmaco per ridurre i livelli di colesterolo. Poi vai a vedere bene le ricerche e le cose non stanno proprio così. Poi si vede che in determinate zone geografiche ci sono persone che hanno dei valori alti di colesterolo e non hanno problemi cardiologici, quindi vuol dire ne che vogliamo parlare? e vedi che Ne c'è... vogliamo parlare, perché se una cosa fa male sempre, non è che fa male a seconda dell'attitudine. Perché poi un'altra cosa, tanti non lo sanno, ma il colesterolo viene prodotto dal fegato. Cioè non è che aumentando certi grassi diciamo aumento il colesterolo, anche questo, io non sono medico, però ho avuto modo di sentirlo da altre persone quotatissime e credo che non hanno detto un errore su questo. No, ormai voglio dire, ti ho citato dei nomi di medici che stanno portando avanti queste letture, ti ho parlato prima di Andrea Grieco, ti ho parlato di Antonio Fusco, ti ho parlato prima di Michele Spina, cioè loro questi argomenti già, e io fanno questa opera di divulgazione, io l'ho acquisita e la rimbalzo a voi, per cui questo è il bello della medicina della salute e della prevenzione. Quindi dobbiamo capire meglio, dobbiamo approfondire questi argomenti. Mi auguro che questa chiacchierata sia esclusivamente uno stimolo, cioè che non la si prenda per oro colato, va bene, ma che sia uno stimolo per chi ci sta ascoltando per poter approfondire ognuno a casa propria e vedere effettivamente se le cose stanno così o non stanno così e poi ognuno decide sul meglio. A proposito del dare le indicazioni anche sul cucinato,
l'acrilamide, quando si parlava per esempio delle fette biscottate, che cos'è? Un composto chimico, no? Che si forma negli alimenti amidacei, quindi pane, patate, biscotti, caffè, le fette biscottate famose. Ecco, si produce durante la cottura ad alta temperatura, maggiore dei 120 gradi, per capirci, no? Come frittura, il forno, tostatura. Questo elemento chimico assolutamente è rischioso per la salute, per i tumori, è classificata come un elemento probabile cancerogeno, anche questo, per cui anche il nostro modo di cucinare deve essere rivisto e corretto. Io non dico che non dobbiamo mangiarci la pizza o un buon piatto di pasta, buono nel senso che è gustoso, non che faccia necessariamente bene per la quantità di zuccheri che ha. Per cui quando noi vogliamo festeggiare, vogliamo godere del palato, vogliamo in qualche misura della compagnia, sì. Noi lo dobbiamo fare, noi ci ammaliamo nel quotidiano, Luciano, non quel giorno nell'eccezione. Quello è Quindi dobbiamo vero. cambiare lo stile di vita. Non si chiede a nessuno di vivere su Marte, si chiede semplicemente di conoscere quali sono i veleni, come diceva Paracelso già nel 1500, è la quantità che fa il veleno, ma noi dobbiamo sapere quant'è la quantità che ci fa male. È vero che il 60% dei carboidrati ci fa bene? O questa cosa ci produce infiammazione cronica silente? O possiamo magari nutrirci in modo diverso? Possiamo migliorare la qualità? E come facciamo a saperlo? Non possiamo rimanere sul secondo me o sul secondo te, allora dobbiamo fare quegli esami specifici, quella batteria di esami, per esempio, dei rischi cardiometabolici che ti accennavo, è una proposta. Vediamo quanto ossidiamo, vediamo a che punto è il pH tessutale della nostra matrice extracellulare, vediamo come scambia l'energia la cellula, quanta ne produce e se siamo nelle condizioni di avere la quantità di antiossidanti per combattere l'ossidazione di stress ossidativo. Parliamo di questo, parliamo di quello che fa abbassare lo stress. Quanti tipi di stress abbiamo, Luciano? Ne abbiamo un'infinità, abbiamo quello emotivo, cronico, cioè non intendo della giornata quando ti alzi la mattina e sei il massimo nervoso, ma quello che ti fa vivere per anni in allarme, dove il tuo gatto è sistematicamente un leone e quindi stai sempre con il cortisolo a palla, il nervo vago che riduce la sua azione e lascia spazio al nervo simpatico, sempre che produce poi effetti questa condizione sull'intestino, così che abbiamo la sindrome dell'intestino irritabile. Questo è. Ce ne sono parecchi che hanno questa problematica. Neuroimmunologici, con tutta un'altra serie di effetti, perché poi un intestino che è infiammato continuamente, che succede? Che diventa permeabile. E quando l'intestino diventa permeabile sono cavoli mari, perché porta dentro tutto. Fa passare delle endotossine come i lipopolisaccaridi, per esempio, che sono praticamente la membrana esterna di alcuni batteri gram negativi, no? che sono rilasciati durante la loro lisi batterica e dovrebbero andare via con le feci, invece trovano l'intestino permeabile, aperto, questi batteri entrano, queste sostanze endotossiche entrano nella matrice extracellulare, quindi entrano di nuovo nel sangue e tu te li ritrovi addirittura all'interno di alcuni ateroni. Hanno trovato Escherichia coli, elementi che non dovrebbero stare dentro la parete arteriosa, se li trovano lì. Come sono finiti lì? Sono finiti a causa di un intestino permeabile che non è più nelle condizioni di svolgere la sua funzione di protezione anche per l'ambiente esterno e l'ambiente interno, per dirti, no? Questo è lo stress intestinale. È uno degli elementi importantissimi strettamente connesso allo stress emotivo cronico, per esempio. C'è un asse preciso, no? Sì. Lo stress glicemico insulinico che noi sistematicamente produciamo
con il nostro modo di fare, perché noi decidiamo di mangiare continuamente farine, farine, farine. Lo stress infiammatorio alimentare è quello, Quella è la Poi ci fregatura. stanno altri tipi di stress come quello delle muffe, dei farmaci. Francesco, 20 secondi mi parte la pubblicità e quindi ci dobbiamo risentire dopo la pubblicità, che ho diverse, 2 o 3 domande buone. Allora, Benissimo. 18 secondi e abbiamo lo spazio pubblicitario, quindi state tranquilli, non cambiate canale, come dice Vito Monaco, e state qui sui 94 MHz. A dopo la pubblicità. Eccoci ritornati in diretta radiofonica dopo lo spazio pubblicitario qui su Radio Gamma 5, 94 MHz. Siamo al telefono con l'osteopata, il dottor Francesco Rapetti. Continuiamo la chiacchierata. Lotta l'infiammazione cronica perché dobbiamo imparare a prendere in mano le redini della nostra vita, cari e carissime radioascoltatrici. Francesco, carissimo, allora eccoci qua di nuovo. Sì, bene. Eccomi. Allora, dicevamo che sì, eccole qua. Mi chiedono l'intestino, aveva detto. Ecco, leggo il messaggio. Allora dice: io ho problemi con l'intestino, ho continue evacuazioni e qualsiasi cosa che mangio io la lavoro poi con la pancia, emozioni e quant'altro. Si può uscire da questa infiammazione cronica? Allora, assolutamente sì, previo esami e previa volontà nel cambiare lo stile di vita. Bisognerebbe capire quindi quali sono i motivi che hanno portato a quell'infiammazione cronica. Li abbiamo elencati, no? Le malattie croniche non arrivano da nulla, ma quando il terreno biologico è infiammato, intossicato, è carente, è stressato, è disorganizzato, bisogna cambiare il terreno. Ma serve metodo, serve cambiare lo stile di vita. Noi non siamo programmati per le infiammazioni croniche, noi siamo programmati per le infiammazioni acute, ma quelle croniche facciamo fatica a gestirle, per cui dobbiamo innanzitutto riconoscerle. Adesso la signora o il signore radioascoltatore, non so, ha già palesato, no? Il suo... Ecco, quindi, scusami? Carla, ecco Carla, quindi già ci convivi con questo tipo di problematica, per cui bisognerebbe capirlo sul piano olistico. Ecco, l'osteopatia guarda la persona per quella che è, cioè la natura spirituale, psicologica, come dire, la psiconeuroendocrina, ecco, non l'abbiamo inventata adesso, è una connessione di elementi, di energie che fanno dell'unità il tutto poi, per cui da dove nasce questo problema? Da un cattivo stile di vita, da un mangiare in un determinato modo, si mangia in un determinato modo per questioni culturali, per necessità, perché è un modo per come dire, coccolarsi, e quindi si vanno a cercare determinati tipi di cibi. Le motivazioni possono essere tante, quindi da un'anamnesi globale si cerca di arrivare piano piano, partendo da quel sintomo, a trovare la radice e la causa. Per cui se si può venire fuori, ci sono assolutamente gli strumenti per venire fuori, bisogna capire quali sono i motivi che hanno portato a quel colon in quelle condizioni, a quell'intestino in quelle condizioni, che non è solamente il colon, c'è anche una buona parte dell'intestino tenue che va considerato, il cioè il duodeno, insomma, a digiuno si parla di colon irritabile, ma non è detto che sia il colon, è proprio l'intestino, tutto il pacchetto in sé. Tutto lì insieme. Anche perché lo stress, abbiamo detto, è subdolo e lavora in tutti i settori del nostro corpo. Quindi. Sì, assolutamente sì, è una connessione diretta,
diretta proprio, l'ansia e il stress ci inducono a, come dire, il 70% del sistema intestinale, del sistema nervoso e nell'intestino con disguisi gravi, la parete intestinale diventa permeabile e, come abbiamo detto prima, passano pure quei famosi lipopolisaccaridi che creano tutto quei problemi importanti, no? Sì. E quindi il corpo entra in infiammazione sistemica, perché proprio da lì l'intestino lascia passare questi lipopolisaccaridi e quindi mette ulteriormente in infiammazione il tutto. È un po' obbliga il sistema immunitario a essere sempre perennemente acceso, sempre attivo. E quindi ecco la connessione diretta tra sistema immunitario, infiammazione, intestino. Bisognerebbe rompere, creare un cortocircuito in questo sistema, e per fare questo che cosa dobbiamo fare? Ovviamente c'è una parte emotiva, no? Sulla quale è più complicato muoversi, soprattutto se parliamo di traumi emotivi importanti che sono cronicizzati, irrisolti, e quello è veramente un tema complicato che poi si riflette sulla parte intestinale. Beh, sicuramente anche quelli familiari a volte sono quelli più forti. Ma guarda, i traumi emotivi sono veramente tanti, che possono andare dal lutto anche di quando eravamo bambini, alle violenze, ai conflitti affettivi, ai rapporti irrisolti, al non sentirsi amati. Veramente questa è una società che è totalmente disumana, e quindi facciamo fatica veramente a essere sereni, perché stiamo vivendo l'ennesimo, periodo buio dell'umanità, lo stiamo sentendo anche in queste ultime ore, con quello che sta accadendo, quindi un'ansia perenne, un sottofondo di tensione col quale noi conviviamo da sempre, da quando siamo nati, e per cui già questo crea delle basi. Su questo poi ci andiamo a mettere le disfunzioni emotive importanti che si creano nei rapporti familiari, affettivi, relazionali, sul posto del lavoro e in genere. Quindi, può sembrare banale, ma anche il fatto stesso che all'interno dei nuclei familiari o delle famiglie, fratelli, sorelle, nonni, zii, quant'altri, ci siano delle persone che hanno voluto vaccinarsi a tutti i costi, un po' anche perché sono stati obbligati, se no non potevano lavorare. C'è stata una bella trasmissione con Davide Monaco venerdì scorso, che merita, lo sto dicendo anche ai radioascoltatori qui di Radio Gamma 5, che vadano a vederla, perché merita vederla, a riguardo le vaccinazioni e quant'altro, ciò che è successo. Per dire, ecco il conflitto che si può generare anche emotivamente, appunto, perché? Perché vedi delle persone che poi si ammalano e sai da cosa è dovuto, perché alla fin fine è inutile nasconderlo, è la verità, questa ormai sta uscendo lentamente, con fatica, ma sta uscendo, che ha creato dei danni non indifferenti. Prima ancora c'era un altro che aveva messaggiato, vediamo, eccolo qua, dice Marco da Cittadella: se siamo tutti diversi, perché ci hanno vaccinato tutti uguali? Altro punto da chiedere, lo so, comunque. Ecco, ritornando al discorso, le emozioni lavorano anche lì, e come? Trascini in una questione che insomma appartiene un po' ai massimi sistemi. No, ma l'ho detto che vado un attimino di palo in frasca, perché mi hanno messaggiato e quindi di conseguenza, però... Perché tu fai sempre mi proponi degli spunti assolutamente pertinenti, perché quando noi abbiamo esordito quest'oggi parlando di scelte consapevoli, di senso critico, no? Queste sono domande che ognuno di noi si sarebbe dovuto fare a monte prima che accadesse quello che è accaduto, no? E perché se siamo diversi ci vaccinano tutti insieme neri? Ma a prescindere dalla domanda in sé, che è assolutamente pertinente, ma
quello che è venuto fuori poi, tra l'altro, è che non abbiamo mai avuto dei report ai quali erano obbligati quelli che producono e che sostanzialmente poi hanno il compito di trasferire questi medicinali, dovevano lasciare soprattutto alle case produttrici dei report al Ministero trimestrali, come avviene per qualsiasi tipo di farmaco, e dove i produci, soprattutto se sono in fase sperimentale, perché quelli erano in fase sperimentale, perché non c'erano i tempi per far sì che ci fossero degli studi, no? Conclamati, soprattutto i vaccini che portano anni prima di poter essere distribuiti, e quindi i famosi report trimestrali che dovevano riportare obbligatoriamente non sono mai arrivati, tra i report che riguardano costi-benefici ovviamente, no? Per cui noi siamo entrati all'interno di questa mega situazione, non so come definirla meglio, e poi ognuno ha deciso per il proprio. C'è chi ha subito ricatto occupazionale, sociale e quant'altro, e c'è chi è stato più, resistente e non si è piegato a questa situazione. C'è chi ha fatto la scelta pensando di farla, in buona fede, hanno ritenuto che le cose dovessero essere così. Che io dico, abbiamo ascoltato la nostra anima che ci ha guidato. Ho detto, abbiamo ascoltato la nostra anima che ci ha guidato. Sì, ognuno fa un suo percorso, non è una gara, ognuno cerca di migliorare se stesso, cerca di farlo nel modo migliore, perché noi siamo sulla terra innanzitutto per proteggere noi stessi, e poi come effetto collaterale cerchiamo di essere un aiuto, un esempio per gli altri, se riusciamo ad esserlo ovviamente, perché tante volte possiamo essere un aiuto non positivo, non un esempio positivo, ma siamo un esempio negativo. Ma è sempre una responsabilità personale, ci vuole il senso critico e ci vuole la scelta consapevole. Questi due passaggi sono determinanti per fare quello che riteniamo giusto. Chi si è vaccinato ha pensato col suo senso critico e con la sua scelta consapevole di fare la cosa migliore per se stesso in quel momento, e quindi va dato atto tutto il rispetto a questo tipo di decisione, così come ha rispetto la decisione di chi ha fatto la scelta opposta. Dopodiché ognuno porta avanti i risultati di quello che ha fatto. E tutto lì, purtroppo non c'è una sfera di cristallo, si deve far leva su quelle che sono le condizioni del proprio senso critico. Maggiore è il senso critico, secondo me più percentuali hai di poterli difendere. Però ci vuole un impegno personale, caro Luciano. Sì, non puoi, siccome me l'ha detto lui, allora io ci credo e faccio. Un minimo di pensiero, di preparazione, di conoscenza devo cercare di averla. Allora, come si fa? Si fa così. C'è il Covid, benissimo, ok. Abbiamo trovato un vaccino. Cioè il vaccino, che cos'è in medicina? È quella sostanza che ti permette di non essere, infettato da quel virus, diciamo così, va bene? Ok. Bene. Quanto tempo hanno avuto per provare questo vaccino, se funziona o non funziona, è tossico o non è tossico? Questa domanda ce la saremmo potuta fare? Io penso di sì. Ragionanti. C'era bisogno di avere una laurea? Penso di no. Guarda. Cos'è questo? Questo è un senso critico. Sì. Allora incominciamo a dire che questo vaccino è stato definito vaccino come? Con tutti i crismi della medicina che valgono per tutti i farmaci, oppure no? Questa domanda ce la dobbiamo fare, no? Guarda, un'altra cosa che è uscita,
scusami, dicevo un'altra domanda che era uscita nella trasmissione di Vito Monaco su Canale Italia sull'argomento dei vaccini e via di seguito. Riporta per dire c'è il vaccino per la polio, il vaccino per il tifo, il vaccino per questo, il vaccino per quello. Questo è il vaccino anti-Covid, quell'anti, cioè dovrebbe anche quello poi col senol poi riflette, è vero? Eh, No, io voglio capire se il vaccino per la polio l'hanno prodotto in 3 mesi. Sì, no, no, ma dico, c'è il vaccino per la polio, il vaccino per il tifo, per il vaiolo e via di seguito. Questo invece vaccino anti-Covid, non vaccino Covid, vaccino anti-Covid. Sì, Eh, parlano addirittura di prevenzione, eh, ma io, guarda, accetto tutto, però devo seguire un ragionamento critico, mm, logico. Anti significa che me lo stai proponendo come anti-Covid perché l'hai studiato e puoi dimostrare che funziona anti-Covid. Mi fai vedere gli studi, per favore? quante cose che devono uscire ancora un E no, po'. Sì, sì, sì. altrimenti io posso trovare un vaccino anti-ciuccio che vola. Vero, vero, vero. Ha la stessa dignità. Mm, Cioè, quello che sto cercando di dire, caro Luciano, la dobbiamo smettere di accettare tutto mm. così come ci viene raccontato. Sto chiedendo non di fare il bastian contrario, al contrario, sto chiedendo alla gente di informarsi, di studiare, di poter prendere in mano la propria vita, perché quello che ti propongono può essere il bene oppure il male della tua vita. E come, Non è come? il camice bianco in sé che è, come dire, è certezza come posso dire, di difesa della tua vita e della tua salute. Guarda che la prima causa di morte è Eh, quella che riguarda le problematiche cardiocircolatorie. La seconda causa di morte è quella oncologica. La terza causa di morte è la medicina. pensa a te. Cioè, per cui noi dobbiamo assolutamente capire che cosa stiamo facendo, dopodiché, una volta che ci siamo fatti le domande, vaccino anti-Covid, bene, quanto tempo ci hanno messo per studiarlo? Poco, perché è arrivata all'improvvisa questa tragedia. Benissimo, allora dimmi che è in una fase sperimentale. Dopodiché io decido se me lo devo fare o non me lo devo fare. Lì Mi poi calcolo i rischi e i benefici. lì c'è stato il ricatto e tutto a livello politico e quindi Ok, allora andare a lavorare è, come dire, è meno problematico, scusami, la difesa del lavoro o la difesa della salute, li metto in correlazione e decido qual è la cosa migliore per me, che per Luciano può essere un'altra e per Rosanna un'altra sì, ancora. certo, Ma io ognuno devo di essere noi. nelle condizioni di poter decidere. Dopodiché decido io se devo fare questa rinuncia o non devo fare questa rinuncia. Però devo sapere che quella roba lì che mi stai proponendo è un punto interrogativo, non è una certezza. Lo so, vedi, e lì si è fatta la differenza. C'è in atto una speciazione nell'essere umano e ormai diciamo la verità è figlia del tempo, sta uscendo e uscirà. Adesso scusami Francesco, vorrei riportare un attimino perché altrimenti, perché ho altri messaggi mi porterebbero ancora fuori, però cerchiamo di rimanere su questa infiammazione cronica. Beh, in primis c'è, non mi dice il nome, è il 22 dice se poi per l'astenia, quindi questa infiammazione cronica potrebbe ripetere l'esame specifico da fare. Sono 2 o 3 esami, poi casomai li richiameremo. Poi qui ho un altro messaggio, non mi dice il nome neanche questo, è 900 finali, dice buongiorno Luciano e il dottore, vi ascoltiamo con molto interesse e la spiegazione è perfetta, magari forse segnali che non si fanno sentire. Vorremmo chiedere se il dottore cortesemente ci può dare una soluzione per un dolorosissimo e invalidante problema. Vediamo il sorriso quando ne parliamo, ma bisogna provare, dice. Le raga di anali che non migliorano con nulla. Grazie infinite. Cosa possiamo
dire per aiutare un attimino? Allora, anche lì dobbiamo riconoscere se c'è un problema meccanico, metabolico, cioè si fa un'analisi della persona per capire quali possono essere il riconosciuto il sintomo, le cause. Vedi, Non è, come dire, queste lacerazioni della mucosa del canale perché avvengono? Quindi possono essere determinati da un problema meccanico, delle feci troppo dure, e quindi se le feci sono troppo dure ritorniamo di nuovo a una questione intestinale, per esempio, no? sì, sì. E quindi, oppure può essere un problema a carattere del sistema nervoso autonomo, cioè quello che è deputato per l'apertura o la chiusura degli sfitteri, oppure ci può essere un problema, per esempio, a livello del mesocolon, a livello del sigma e quindi del retto. Ecco, una cosa però, Qui rientra Francesco. l'osteopatia, no? L'osteopatia va a cercare questo tipo di densità che ci sono a livello anche viscerale, dove un intestino in disbiosi mette in tensione la cosiddetta radice del mesentere, che è una, come dire, è una invaginazione del peritoneo. Il peritoneo è quella struttura che avvolge il pacchetto viscerale, compreso quella parte terminale dell'intestino, del colon, quindi la parte colon discendente sigma retto, e quindi per esempio se fosse un mio paziente qui a studio gli chiederei se ha problemi lombosacrali, perché questa tensione, la presenza per esempio delle ragadi è per esempio un problema anche di bacino compresso e magari di infiammazione della zona lombare e quant'altro, potrebbe ulteriormente farmi riportare a quel tipo di discorso lì di un problema meccanico. Ecco. Per cui bisogna capire Sì, ci qual vuole. è la questione. Ecco, quello che stai dicendo effettivamente è che ci vuole un'analisi completa del soggetto avanti, in modo che l'osteopata o chi che sia un altro medico che sia aperto, io dico, che abbia a cuore la salute delle persone, con la M maiuscola, ecco che allora il soggetto riesce, diciamo, a comprendere. Quello che mi interessa è la maggior parte delle infiammazioni croniche possono essere risolte e quindi eliminarle, perché per me è questo il fatto. Poi ognuno ha il suo, però se sa che una cosa può essere recuperata, a volte basta fare un po' di retromarcia, trovare la persona giusta che ti indirizzi, diciamo, su un percorso che ti permetta, diciamo, di risolvere queste. Però deve essere sempre il soggetto che si deve muovere. Allora, ritorniamo alla questione epigenetica e alla questione dello stile di vita. Lo stile di vita deve mettere nelle condizioni la macchina di avere un suo baricentro sempre perfetto, un'omeostasi che consente quindi a tutto il sistema di potersi approvvigionare, di poter espellere i residui, gli scarti metabolici della produzione di energia e quindi di funzionare, come si diceva una volta, come un orologio svizzero. Tutta questa roba qui, l'aspetto appunto dello stile di vita, è condizionato sia dalla questione psicologica, emotiva, ma anche dalle scelte consapevoli che noi facciamo. Per cui sono più fonti che possono essere alla base delle infiammazioni. Se noi le riconosciamo quelle fonti, incominciamo a guardarle e quindi a cercare di ridurre la loro partecipazione, in maniera tale che noi potremo avere sempre un'infiammazione assolutamente sotto controllo e ridotta all'osso, al minimo. Quindi se parliamo di stress emotivo dobbiamo trovare una strada che ci porti a rivedere la vita con occhi diversi, vivere quanto più nel presente e per il futuro e un po' meno nel passato, perché noi ci abituiamo a vivere troppo spesso nel passato e lo riponiamo sistematicamente nel presente, nelle scelte del presente e del futuro, condizionando presente e futuro, perché non abbiamo risolto il passato.
e quindi questo è un aspetto emotivo. Poi c'è quello delle scelte che possono riguardare come dormire, quanto dormire, la qualità quindi del sonno, possono riguardare sicuramente gli inquinanti atmosferici, alimentari, possono riguardare di conseguenza l'alimentazione con la scelta dei macronutrienti, abbiamo parlato prima delle farine, degli zuccheri, a fronte invece di una maggior presenza per esempio di verdure, di grassi e di proteine, dell'integrazione quella di precisione sulla base di alcuni esami dettagliati, precisi, per poter inserire all'interno del nostro organismo quello che manca senza dover inserire quello che magari è già in eccesso, e lo possiamo fare solo con determinati esami precisi. Lo stile di vita, il camminare, che riduce assolutamente le condizioni negative metaboliche, migliora l'aspetto cardiocircolatorio, se lo facciamo in maniera sistematica come stile di vita. Per cui sono tutta una serie di elementi che noi abbiamo nella nostra cassetta degli attrezzi per trasformare la nostra vita nella maniera tale da non dover più vivere costantemente con la pillola del mal di testa nella borsa, o col prendere il nostro antiacido, o col prendere tutte quelle che sono le sostanze che stanno lì a tamponare senza mai risolvere. Noi dobbiamo venire fuori da questo circolo vizioso, fare quindi scelte consapevoli, riflettendo su quello che dobbiamo fare. C'è l'aspetto dello stile di vita che va assolutamente considerato, altrimenti noi continueremo a invecchiare velocemente e male. Anche perché io sono consapevolissimo che le nostre cellule sanno autoguarire e aggiustarsi se hanno le condizioni perfette per poter fare ciò, se hanno i mattoni giusti a disposizione per ristrutturare la cellula, se hanno l'energia corretta di interscambio, se hanno i globuli rossi che trasportano correttamente tutto ciò che devono trasportare, e dentro di loro sanno ripararsi alla perfezione. Quindi noi possiamo farlo, dobbiamo anche crederci e spegnere il baucometro, che sarebbe la TV. Guarda, hai messo in evidenza uno dei 3 principi dell'osteopatia, che è l'autoguarigione. Se tu consideri il nostro corpo, primo principio, come unità corpo, mente e spirito, se tu consideri che lo stretto legame tra struttura e funzione che sta all'interno del nostro corpo, se mettiamo in ordine tutto ciò che sta all'interno del nostro corpo e lo mettiamo nelle condizioni, questo corpo, di potersi muovere nello spazio e nel tempo, nutrendosi e portando via quelle che sono le scorie e far arrivare bene i segnali linfatici, vascolari e nervosi, ecco che esistono tutti gli elementi, c'è la farmacia nel nostro corpo, la capacità di autoguarigione. Per cui noi dobbiamo mettere il nostro corpo in equilibrio, in omeostasi. Dobbiamo capire quali sono gli elementi, l'aspetto dello stile di vita è determinante. È lì che si gioca la partita di una qualità della salute, di una vita senza dolori, senza stanchezza. E quindi stiamo ritornando al famoso sintomo che noi riconosciamo come elemento di base di una patologia che si sta innescando, va bene? Sì. Quando non abbiamo la stanchezza cronica, vuol dire che le nostre cellule stanno producendo energia ATP alla grande e non stanno creando le condizioni per far vivere tutti i patogeni che ci portano alla malattia. Aggiungo che anche un tono emozionale alto aiuta, cioè avere una frequenza buona di pensieri buoni, aiuta anche quello, diciamo, ad aumentare le difese. Ecco perché si parla di spiritualità prima che di psiche, cioè bisogna andare un pochino più in alto, cercare di riconoscere l'essenza e non la superficie, le cose che arrivano
subito agli occhi, dobbiamo andare più in profondità e quindi tutte quelle attività che possono metterci meglio in connessione con quella parte più profonda, più orientale direi, perché ha poco a che fare con l'Occidente questa lettura, ma lì veramente raggiungiamo il top, perché riusciamo con quel tipo di meditazione, con quel tipo di ricerca interiore ad abbassare immediatamente i livelli di stress, di cortisolo, di ansia, di tensioni, e la macchina comincia già a stare meglio. Cioè, quando parliamo dello stile di vita, sono tutti questi gli elementi che intervengono. Stiamo parlando quindi di un tipo di, come dire, di un modo di rallentare, di stare più a contatto con noi stessi, con la natura, con ritmi più umani e meno frenetici, un modo di mangiare poco, anche la spesa. Non abbiamo parlato oggi, per esempio, del digiuno intermittente, la capacità che abbiamo in quelle ore dove non mangiamo, dell'autofagia, dove il corpo, l'intestino riesce a, come dire, a meglio curare quelle parti tossiche che sono all'interno del proprio ambiente, minore ossidazione, quindi minor produzione di radicali liberi, e quindi un'attività, ripeto, motoria che è determinante, quotidiana, non una volta ogni tanto, non uno sport necessariamente intenso. Stiamo parlando, i migliori risultati, per esempio, sotto questo punto di vista, li hanno ottenuti, come dire, coloro che fanno un'attività sportiva blanda e per non più di 40 minuti, medio blanda. Lì, diciamo, costi-benefici è il top, dal punto di vista cardiocircolatorio, dal punto di vista metabolico, dal punto di vista, per esempio, della mobilità articolare, della produzione del liquido sinoviale, delle articolazioni, per cui noi dovremmo imparare a camminare a passo medio veloce, diciamo così, per 30 minuti, 40 minuti al massimo, non di più. È sufficiente quello. Se noi lo facessimo con una frequenza di 3-4 volte a settimana sarebbe l'ideale. Per cui sono veramente consigli per padri di famiglia che cambiano radicalmente la situazione, anche quegli stress intestinali, anche quelle ragadi famose a cui facevamo riferimento prima. Sembrava strano, ma uno stile di vita del genere, quindi un maggior movimento, un'alimentazione diversa, un alimentarsi in maniera, diciamo, più sano, sapendo che cosa intendiamo per sano, cioè mangiare di meno, lasciare a riposo l'intestino, cercare di introdurre meno farine, meno lieviti, meno zuccheri raffinati, insomma. Ecco, piano piano dobbiamo entrare in questo sistema, andare a ricercare certi canali, anche di, come dire, di divulgazione, e saperne di più. È evidente che piano piano quei livelli di stress, di ansia, di dolori, di stanchezza tenderanno a ridursi. Funziona con me, funzionerà anche su di voi. Quello ci credo anch'io, solo che ci sono quei nodi emotivi che a volte penso che siano quelli più rognosi da riuscire a gestire, perché effettivamente uno può fare una buona camminata, può ottenere un'alimentazione ottima, biologica, biodinamica, se li può coltivare, magari non mangia neanche carne o via di seguito, però lo stesso possono esserci determinati disturbi. Il tutto però è legato a una sfera emozionale e quella è forse quella un po' più difficile, perché magari quella fisica riesci, ma emozionale porta via più tempo, credo. La sfera più difficile è quella più difficile per ciascuno di noi. Per qualcuno può essere l'aspetto alimentare, per qualcun altro può essere quello emotivo. Cioè non tutti hanno subito delle violenze drammatiche da bambino, nei rapporti coniugali, non tutti hanno questo problema, magari hanno problemi di altra natura. Certamente mentre l'aspetto alimentare, io decido di non mangiare le farine,
è più facile da applicare rispetto al io decido di non ricordarmi più le botte che ho subito da ragazzo, questo per dire, no? Lì è un percorso più difficile da autogestire, io mi rendo conto, però una cosa la possiamo fare, cioè anche quando ci sono i traumi emotivi importanti, difficili da risolvere, io posso incominciare a eliminare gli altri elementi fonte di stress, che sono quello alimentare, che sono quelli del riposo, che sono quelli dell'attività, cioè su quello io ho volontà, posso farlo. Quelli che sono più inconsci, che vengono insomma da una sfera più profonda, a quel punto che significa? Che invece di avere lo stress emotivo del trauma, ok? Insieme a quello alimentare, insieme a quello della sedentarietà, ho solamente quello emotivo. Quindi sto già levando una quantità di stress da dosso e mi rimane solo quello emotivo. Comunque la mia condizione migliore. Sì, sempre da lavorarci sopra, è ovvio. Faccio quello che posso fare, insomma. Qua mi dico, e per la psoriasi, anche quella è più che, diciamo, perché dicono che è incurabile, quella rientra sicuramente a livello emotivo, presumo, che è sempre Carla. Come dire, anche lì ci può essere una tossicità determinata dallo stress, determinata dal metabolismo, per cui il nostro corpo produce tutta una serie di sintomi, niente è più profondo di ciò che appare in superficie. Questo è uno dei motti spesso dei dermatologi, no? Sta a significare che quello che tu vedi in superficie ha una radice profonda, per cui come dire, anche quella, la psoriasi, potrebbe essere prodotta dallo stress mentale, che a sua volta condiziona quello intestinale, che a sua volta può essere accentuato, come dire, quella che può essere un'insulina resistenza, e quindi una cattiva gestione dell'insulina, del pancreas, un'iperattività del pancreas, una cattiva gestione degli zuccheri, una carenza di omega 3 che stanno a spegnere l'infiammazione, una carenza di HDL, i grassi buoni cosiddetti, cioè possono essere anche situazioni alimentari e mentali che si incrociano. Certo, sono delle reazioni del nostro sistema che ci sta dicendo che sta in tilt. Allora, che cosa dobbiamo fare banalmente noi, dal tumore alla psoriasi? Incominciamo a ridurre lo stress, che sia di natura alimentare, mentale, fisico, quindi il riposo, cioè sono, come dire, tutti gli ingredienti della torta. Io non sto dicendo che abbiamo trovato la panacea di tutti i mali, ma ci stiamo vicino, perché se noi riusciamo a rimettere la macchina nelle condizioni di autoguarirsi, e quindi dobbiamo liberare quelle tensioni che abbiamo, nervose, muscolari, fasciali, che non fanno dialogare bene, non fanno muovere il sistema nervoso, il sistema linfatico, il sistema vascolare. Se all'interno ci mettiamo le cose migliori nel nostro sangue, per far sì che ci si possa nutrire e produrre al meglio l'energia, se lo facciamo nei quantitativi giusti, se lasciamo il nostro corpo riposare, il corpo è una macchina sotto quel punto di vista. In più abbiamo tutto l'aspetto ovviamente dello spirito, la parte energetica non condensata in materia, e quindi abbiamo bisogno dei tempi blandi e del rimetterci in connessione con noi stessi. Tutto questo ci staccherà dalla superficie e da tutto quello che il sistema ci propone di velenoso, dal mangiare a certi tipi di attività, a certi stereotipi, che se tu non sei così non sei un uomo felice, non sei un uomo realizzato. Ma perché? Sì, Non è creati il Rolex, volutamente. non è la BMW, non sono le piscine, non è quello. E quelle sono le immagini che continuamente
Cioè, noi dobbiamo ritornare in connessione con noi stessi e rimettere a posto la nostra macchina, dobbiamo essere meccanici della nostra macchina e dobbiamo saperne di più. L'invito di oggi è proprio quello. Io gli ho dato alcuni spunti, dopodiché ognuno deve iniziare a capirne di più. Diciamo, poi c'è un'altra cosa, qui nella pianura padana c'è un inquinamento ben superiore che in Puglia, dove abiti tu, giù a Taranto. Sì, anche in Taranto, lì in Puglia ci sono alcune zone che sono state richiamate tipo l'Ilva e molto tossiche, diciamo. Bene. Ecco, dico, però bene o male avere già il mare lì proprio a due passi, poterlo vedere e avere più sole, e qui abbiamo un po' più nebbia, insomma, ecco, è già qualcosina meglio giù che su, ecco, quindi però anche questo, diciamo, può portare dello stress, ecco, anche quello porta stress a volte, perché assolutamente sì, l'ambiente fa parte degli inquinati, quindi avere un cielo sempre nuvolo non ci consente di poter avere questi fotoni come devono arrivare sulla nostra pelle, la nostra vitamina D, l'attivazione, cioè sono altri elementi che ovviamente un cielo sempre coperto non è un cielo naturale. Certo, non va in linea con la natura, cioè il nostro One Health, la salute in una sola cosa, cioè la salute dell'uomo, la salute delle piante, la salute degli animali, la salute del pianeta, è un sistema unico, si deve muovere all'unisono. E quindi tu, quando mi parli di inquinamento atmosferico, di inquinamento industriale, di inquinamento di altra natura, adesso ritorniamo nel discorso sempre del complotismo, no? le scie chimiche e quant'altro. Che cos'è il complotismo? E che ne so, guarda, il problema è che noi non riusciamo ad avere più le informazioni. Vengono stravolte, quindi autorizzati a dubitare di tutto. Diteci che cosa viene fuori da lì. È condensa? Ok, ma voglio dire, è possibile sapere quelli che sono stati gli accordi commerciali degli Stati Uniti con l'Italia per la questione del clima? È possibile capire che cosa ci possono essere, da dove partono questi aerei, da queste basi? Benissimo, è possibile avere dei cittadini che possano in qualche maniera essere, anche loro attivi e quindi capire che cosa c'è in quei serbatoi. Cioè noi viviamo in una condizione in cui facciamo fatica ormai a capire dove sta la verità. E allora per capire dove sta la verità dobbiamo saperne di più e dobbiamo impegnarci come cittadinanza attiva e fare delle richieste precise. Noi non dobbiamo accettare più niente così in maniera pedissequa. Abbiamo anche il poter dire no quando una cosa non ci garba. Il grande Gaber diceva democrazia e partecipazione, e invece ci hanno diviso. Una cosa, gentilmente, possiamo ripetere, perché me l'hanno scritto già in diversi, quali esami specifici si possono fare anche per l'astenia, oltre che quello in chiaro per i globuli? Allora, io sostanzialmente sono degli esami che riguardano la frazione delle LDL, le frazioni small e dense, piccole e dense, che sono quelle che tendono ad ossidarsi e a creare infiammazioni. Va bene. Dopodiché parliamo della lipidomica di membrana per capire il rapporto corretto che c'è tra gli omega 6 e gli omega 3. Poi c'è un altro test, il Virons test insieme al PAB test, che sono dei test che riguardano la questione dello stress ossidativo, quanto ne produciamo di ossidanti e che tipo di produzione abbiamo di antiossidanti. Insulinemia basale, l'indicano urinario, e sono una serie di esami che onestamente adesso vi faccio un po' non so se è possibile fare un po' di pubblicità. Io sicuramente il dottor Fusco e il dottor Michele Spina, li ho già citati, loro so che operano con longevity
Longevità in Salute. Ecco, Longevità in Salute Sì. è un sito, si può andare a rivedere meglio di questo aspetto che io consiglio anche qui in studio da me per i miei pazienti come un percorso obbligato quasi per fare una fotografia certa della propria condizione per poter iniziare a fare come dire, una medicina della salute in prevenzione. Si parte da lì. Sì. Dopodiché la microscopia la ritengo un'altra cosa importantissima. Adesso ci sarà l'11 aprile un corso di formazione rivolto tanto ai sanitari ma anche alla popolazione tutta, dove è possibile partecipare anche con gli editori per capire come funziona con un banalissimo microscopio, farsi una propria doccia di sangue e anche da lì vedere delle condizioni asintomatiche di una condizione anomala dei globuli rossi, che sono i tassi dell'ossigeno, e quindi se ci ossigeniamo male incominciamo l'ipossia, incominciamo tutta quella situazione per le patologie croniche silenti. Quindi diciamo questi sono alcuni esami importanti che io guarderei con più attenzione personalmente come mia esperienza. Ecco, la locandina del corso, perché mi chiedono dove la possono trovare. Allora, sul canale Telegram La Forza dell'Amore verrà postata sicuramente da Rosanna. Sì, allora io mi trovo su Facebook come Osteopatia Rapetti. Ecco, perfetto. Allora. Mi trovo, e quindi lì è sicuramente postata, e poi c'ho il mio sito sempre di Osteopatia Rapetti, osteopatiarapetti.com. Allora ripeto io niente, sono i miei canali diciamo ufficiali. Osteopatia, dottor Francesco Rapetti, Taranto, quindi non potete sbagliare perché ci sono altri Rapetti, altri medici, ma non osteopata, e per lo più Taranto, ecco, lì non ci si può sbagliare. Però insomma se sono interessati su Facebook sicuramente lì posto sistematicamente un po' il tutto, diciamo il mio canale preferenziale, sono un po' boomer, uso un po' meno TikTok, Instagram e gli altri, perché faccio fatica insomma a gestire tutto insieme. Ecco. Sì, beh, io pure ho diversi canali e di seguito tutto non ci riesco già di per sé, poi ogni tanto mi devo dedicare anch'io un pochino a un pezzettino di terra, non sempre, ma qualcosina in più, e dopo, anche che se fa ultimamente tanto bene alla testa e alla pancia. Anche se sono diventato un po' pelandrone ultimamente, vabbè, comunque cambierò, vediamo, auspico di No, sì. è una buona abitudine, una sana abitudine, non la perdere. Fortuna, non so se sente mia moglie, ma dopo di sicuro mi avrà da dire qualcosa. Va bene, allora mancano meno 7 minuti circa e ci avviciniamo appunto alla così. Quello che io auspico, non posso ricevere telefonate perché sennò mi cade la linea col dottor Francesco. Allora, quello che a me auspico che sia arrivato, che si può uscire da infiammazioni croniche, però dobbiamo saper fare i dovuti passi e soprattutto fare quella famosa retromarcia, quelle cose che possono farci male, e ne prenderne coscienza e consapevolezza. Sì, assolutamente sì. È sempre un piacere. Dobbiamo riprenderci in mano la vita, dobbiamo saperne di più, non dipende dagli altri, dipende da noi, dobbiamo sviluppare il senso critico, porci sempre il perché, come fanno i bambini, perché, e andare a cercare le cose che poi ci vengono dette, vediamo se corrispondono a vero oppure no, e cerchiamo di ampliare le fonti, perché la cosa difficile in questo momento storico della nostra esistenza è reperire le fonti indipendenti, perché molto spesso ci sono dei conflitti di interesse importanti. Sì. Ok, non si sta demonizzando il lavoro, il medico deve pur lavorare, anche lui c'ha il suo mutuo, c'ha la sua spesa da fare, c'ha la sua famiglia. Il problema è quando
usciamo fuori dall'aspetto etico, dove tutto quello che diciamo è in funzione di un guadagno personale e tra l'altro un guadagno alle volte esasperato, anche quello può essere un campanello d'allarme, quando le richieste economiche sono eccessive. Bisogna dare la possibilità, questo è il mio pensiero proprio personalissimo ovviamente, no? Che ognuno nel proprio studio fa quello che ritiene più opportuno. Anche perché... Però proporre dei prezzi tali da poter far sì che chiunque si possa curare nel modo più sano mi sembra una cosa etica, corretta, che va in linea con la medicina, secondo me. Un ambito che può essere un senso critico che uno deve sviluppare, va bene? Sì. Però poi sta la coscienza del professionista. Detto questo, No, dicevo, so che giù a Taranto sta nascendo anche un centro in aiuto appunto persone, dove ci sarà una medicina che aiuterà quelli che hanno difficoltà economiche, che non è poco come pensiero, e soprattutto che adesso era lì ed è saltata e quindi ho perso il collegamento. Che volevo dire, vedi, ecco, a volte non lo dico magna e desmente, che si dice quando salta, che ce l'avevo su ed è uscita che mi sono impaperato io e non mi viene in mente. È bello della diretta, no? Sì, beh, d'altronde siamo esseri umani e quindi siamo soggetti anche non è niente di preconfezionato, è così come è una chiacchierata al telefono. E ciò che conta più che altro è riuscire a trasmettere qualcosa di positivo, qualcosa che le persone, ecco sì, si è ricollegata, perché lo stiamo vedendo che la sanità pubblica, a prescindere dai tagli che sono in continua per dare più spazio ad altri settori della pubblica amministrazione, specialmente nell'utilizzo di prodotti a far solo guerra, meglio cercare di portarsi, come si dice, mettere i remi in barca e cercare di salvarsi. Era questo che volevo trasmettere, spero che arrivi, che l'abbia trasmesso correttamente, insomma. Beh, dopo che hanno creato un esercito di ammalati dipendenti cronici, è chiaro che adesso poi si spinge verso la privatizzazione, no? E allora io la provocazione, l'invito che faccio ai radioascoltatori è: proviamo a non ammalarci, proviamo a capire quali sono gli strumenti per non ammalarci. Io per esempio sono circa oltre 2 anni che non prendo nessun tipo di antinfiammatorio, nessun tipo di antivirale, nessun tipo di antibatterico. Lo faccio con una molecola naturale, e se ne sta parlando tanto di ossido di cloro. Anche lì vi invito a saperne di più. Da una parte sentirete parlare di un certo Andreas Kalker, che viene spesso demonizzato dal mainstream come il venditore di candeggina. Dall'altra parte invece ci sono persone che approfondiscono la cosa, la vivono in modo personale e non lasceranno più questa molecola, che è una molecola naturale che rilascia sale e ossigeno, punto. E va nelle zone iperacide per abbattere il livello di acidosi, punto. Non dà la possibilità a virus, batteri, patogeni in genere di poter bacchettare, crescere e svilupparsi nel nostro organismo. E non so se adesso da oltre 2 anni e mezzo, insomma, io non prendo più questi farmaci e dipende da quello oppure no, però il mio stile di vita è cambiato totalmente insieme a questa terapia che mi faccio quotidianamente a casa per i fatti miei. Ecco, ci stiamo muovendo verso una consapevolezza. Consapevolezza, vero. Per cui le strade ci sono, adesso ci vuole la volontà da parte di ciascuno di noi di saperne di più. Tutto qua. Sì. La giornata di oggi mi piacerebbe che si concludesse con questo segnale, con questa piccola provocazione, con questo piccolo invito a saperne di più.
Ecco, vorrei aggiungere chi è interessato, qui mi ha scritto Ron, dice c'è omeopatiarapetti.com, dottor No, Francesco no, Rapetti. no, non sono un Ah, omeopata, sono un ah, osteopata. ecco, allora Aaron non è quello, è osteopata, scusami. Sì, Osteopata. ma se mettono osteopatia Sì, Rapetti, sì, sì, Rapetti sì, sì, sì. osteopata Taranto, No, 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 mi io trovano, pensavo che insomma. questo Aaron avesse aggiunto dove poterti trovare, e invece no, è osteopata. Quindi comunque andate sul Sì. canale Facebook e lo trovate di sicuro. Ehm, 1 minuto e 30 secondi proprio, poi si spegne e parte la pubblicità. Io, Francesco, ti ringrazio di cuore. E auspico anch'io che questo messaggio arrivi alle persone che possano capire che possono riprendere in mano qualcosa, e che nulla è perduto, solo che ci vuole un po' di buona volontà. Grazie ancora. E a te gli ultimi 30-40 secondi. Sì, io ringrazio ovviamente Radio Gamma 5 nella persona di Luciano Signorini e ringrazio Rosanna Trevi col suo canale su Telegram, appunto, La Forza Dell'amore. dell'Amore, e per avermi in qualche maniera indicato questa strada, per voi che mi avete ospitato. Ringrazio i radioascoltatori che hanno dedicato la domenica mattina alla mia persona, alle cose che abbiamo detto, nella speranza di poter essere stato utile almeno ad accendere una piccola fiammella, e vi auguro tutto il bene possibile in una condizione di